Domenica 14 giugno, Corpus Domini, è il 166esimo giorno dall'inizio dell'anno, ne mancano 200 al termine. Il sole sorge alle 5:21 e tramonta alle 21:01. La luna si leva alle 2:16 e tramonta alle 14:05. Nell'anno XIII del suo principato, tra il cordoglio generale, muore a Costantinopoli il grande doge Enrico Dandolo. Viene solennemente sepolto nella cattedrale di Santa Sofia. Le previsioni per domani. Cielo parzialmente nuvoloso o nuvoloso, varie piogge discontinue, temperature in aumento di notte ed in calo di giorno. Dedicato a San Martino, il Duomo, principale chiesa della cittadina di Piove di Sacco, sorge in piazza Incoronata. La cattedrale, chiamata anche Arcipretale di San Martino, è formata da un complesso di 3 strutture. Il Duomo, intitolato al santo patrono della città, la chiesetta di Santa Maria dei Penitenti, collegata al Duomo tramite la sagrestia, ed il cosiddetto Oratorio del Paradiso. L'odierna costruzione è stata in parte rivista a cavallo fra il XIX e il XX secolo per volontà dell'arciprete Roberto Coin, su disegno dell'ingegnere Francesco Gasparini. Il progetto fu realizzato secondo la voga ottocentesca partendo dal precedente luogo di culto in stile romanico con tratti gotici. Se alcune ipotesi di datazione della chiesa romanica originaria la inquadrano intorno all'anno 1000, sia comunque notizia che nel 1090 il vescovo di Padova e conte di Piove di Sacco decise di offrire al territorio della Sacesica una nuova ecclesia in stile romanico lombardo a pianta basilicale con 3 navate. Da ricordare, nell'apparato decorativo interno, la pala che raffigura la Madonna del Carmine con Gesù Bambino tra Santa Caterina d'Alessandria e San Michele Arcangelo, opera di Giambattista Tiepolo. La pala dell'abside, dedicata a San Martino, raffigurato in trono tra gli apostoli Pietro e Paolo, attribuita al pittore Giampietro Silvio. Ed infine il pregevole altare del Santissimo Sacramento, realizzato da Jacopo Sansovino nel 1554, mentre nella chiesetta di Santa Maria dei Penitenti si trova un affresco attribuito alla scuola di Giotto.